Marušić, abbiamo detto prima, gli eventi storici non avvengono mai per caso, hanno sempre dietro qualcosa che li spinge e che li provoca, rappresenta il risultato di una serie di eventi precedenti. Lei domani proprio al convegno, come ho detto prima, parlerà addirittura da Campoformido a Caporetto, ecco, sia sulle tesi che sono state portate dal professor Sema, dal professore Pirevez, ma anche quello che precedeva tutto il periodo della Prima Guerra Mondiale che riguarda l'Austria. Sì, io parlerò domani, il titolo della mia relazione sarà Dal Campoformio fino a Caporetto, o Campoformio dopo Barilla. Io ho così legato questi due anniversari di quest'anno, perché proprio in questi ultimi giorni Venezia con hanno con grandi festeggiamenti hanno festeggiato questo 200° anniversario della stipulazione del trattato di Campoformio, ovvero di Passariano. Io ho legato questi due avvenimenti, sebbene fra la stipulazione del trattato di Campoformio e la battaglia di Caporetto sono 120 anni, ma questi anni sono legati. Per che cosa? Perché proprio questo trattato di Campoformio 200 anni fa ha aperto la questione della porta orientale di Italia, cioè il Stato che era ancora in status nascendi. E qui vedo quei legami fra questo fatto di Passariano e la battaglia del Caporetto, che secondo me, sebbene è stata nei diversi storiografi lo chiamano la quarta guerra d'indipendenza italiana, questo vuol dire che è stata l'ultima guerra risorgimentale italiana. E qui ho trovato questi legami e in mia relazione spiegherò tutte le tappe di questo problema, di questi legami fra la idea... riguardano in pratica la presenza austriaca su questo territorio. Senz'altro, perché il trattato di Passariano ha portato, dunque ha dato all'Austria tutte le terre veneziane dalle due parti dell'Adriatico. Poi con le guerre napoleoniche le cose si sono cambiate, l'Austria è stata ritirata da Italia, l'Isonzo è diventato il confine, già con la convenzione di Fontainebleau e poi con il trattato di Schönbrunn, tutto il fiume di Isonzo è diventato il confine naturale d'Italia. E questo è molto interessante perché tutta la politica italiana, o diciamo prima la politica sarda, è stata indirizzata soprattutto sui problemi di come assicurare i confini naturali d'Italia. Questo progetto, questa dottrina è subito incontrata dopo il 1850 il problema del movimento politico sloveno. I sloveni combattevano già da allora per i confini naturali, per i confini linguistici, confini etnici. E questo è il problema che possiamo in questi 120 anni osservare nelle tutte le sue sfaccettature, tutte le sue. Sì. Professor Marušić? È venuta dopo il Caporetto. Sì, soprattutto dopo. Il comportamento dell'Italia si è cambiato. L'Italia ha riconosciuto quel comitato jugoslavo, poi a Roma è stato organizzato un congresso dei popoli oppressi austriaci nell'aprile del 18 e le cose sono cambiate. Sebbene l'Italia non ha mai rinunciato, gli jugoslavi desideravano, dunque, hanno chiesto all'Italia di lasciare a parte il patto di Londra, perché si sa che cosa ha quel patto di Londra, che cosa ha stabilito. Invece l'Italia non ha rinunciato a questa richiesta e poi le cose sono andate così, erano così come erano. Vorrei una domanda porre subito all'inizio al professore Marušić, che è della zona.
Ecco, dopo questa prima entrata dell'esercito italiano in questi territori, lo sfondamento delle truppe austriache, che cosa ha comportato sulla popolazione locale? Sì, devo dire la seguente cosa. Dopo il primo balzo, subito dopo, negli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno, le truppe italiane hanno occupato il Caporetano, Collio e il Basso Friuli. E questa è una cosa molto significativa, perché qui hanno trovato la gente, sloveni, friulani, che sono qui rimasti, e poi il destino di queste popolazioni poi questi sono diventati profughi e poi sono andati nelle diverse parti d'Italia. Alcuni sono rimasti qui, soprattutto nel Caporetano, nelle zone di Breghin. Questo è molto interessante perché l'Italia ha qui cominciato già a introdurre la sua amministrazione comunale. Per esempio, nel giugno è stato già istituito un segretariato per gli affari civili, un segretariato militare, che ha subito introdotto l'amministrazione italiana, così ha fatto una violenza sulle convenzioni di Haia, che non permettevano queste cose. Poi, fra qualche mese dopo, nell'autunno, sono aperte già le scuole, la lingua di insegnamento è diventata italiana. Questo è anche una cosa che era contraria contro le convenzioni di Haia. Poi è stata introdotta la lingua italiana nell'amministrazione comunale. Per esempio esistono documenti delle queste comuni del Caporetano che hanno fatto la corrispondenza. Praticamente fino alla 12ª battaglia di Caporetto l'Italia ha introdotto già l'amministrazione civile. Sì, perché l'Italia era sicura che rimanerà qui, che il patto di Londra sarà realizzato, e così ha già cominciato a introdurre la sua sovranità. Il professore Marusic. Sì, devo dire solo questa cosa, perché parlando del soldato italiano buono o debole, già prima della Prima Guerra Mondiale è stata diffusa fra il popolo sloveno un'opinione che gli italiani non sono buoni soldati, perché gli sloveni hanno venuto in contatto con i soldati italiani già durante le guerre di indipendenza nei anni precedenti, ma io penso che questo è più un flusso della propaganda austriaca che era molto forte, già in quei anni nelle guerre di indipendenza. Sì, rimane il fatto che poi è rimasta nella coscienza italiana proprio questa fama dell'italiano disertore.